Aspettato il quarto d'ora accademico, visto che abbiamo un professore universitario con noi. Allora, prima di tutto vi ringraziamo per la presenza. Siete abbastanza numerosi rispetto ad altri incontri, abbastanza numerosi. 7 più, sì, dai. Noi siamo il Comitato per il No al referendum costituzionale, il Comitato per il No che si è costituito a Vittorio Veneto in occasione della raccolta firme per il referendum abrogativo sull'Italicum. L'AMPI è stata l'associazione promotrice di questo comitato, che raccoglie varie forze politiche come SEL, Rifondazione Comunista, Possibile, e ha collaborato anche il Movimento 5 Stelle con noi. Il nostro comitato ha come obiettivo non solo la vittoria del no, come ovviamente si capirà, ma soprattutto anche, come si capisce dal titolo di questo incontro, che i cittadini siano informati e consapevoli nel momento del voto, perché non bisogna solo parlare. Ovviamente il nostro scopo è che vinca il no, ma il nostro scopo è anche che i cittadini votino, perché forse ci si dimentica che i cittadini italiani sono molto indifferenti nei confronti della politica, ma su questa tematica in particolare non è solo politica in senso stretto, secondo noi, quindi al massimo i cittadini devono essere informati, perché la Costituzione è un bene comune, un bene di tutti che va tutelato, quindi questo è un voto secondo noi particolarmente importante. Per cui siamo stati anche attivi con banchetti per distribuire del materiale prima di tutto informativo e soprattutto con le ragioni del no, le ragioni che ci spingeranno a votare no. Questi banchetti continueranno ancora, quindi, per queste 2 settimane che ci condurranno al giorno del referendum. Abbiamo avuto circa un mese fa Lidia Menapace e Felice Casson, che hanno portato la loro esperienza. Lidia Menapace ha parlato anche della sua esperienza nella Resistenza, e questo è molto significativo, perché è proprio grazie alla sua esperienza che ora detiene questi valori che la portano a votare no. E questa sera, se volete, fuori c'è una cassettina se volete lasciare delle donazioni per le nostre attività, insomma, del nostro comitato. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere Gianfranco Pasquino con noi, che ha un'esperienza accademica molto, molto folta. È un politologo italiano considerato tra i massimi esperti di scienza politica, professore emerito all'Università di Bologna, ma ha insegnato anche in giro per il mondo, se non sbaglio anche negli Stati Uniti. Sì, confermo, ecco. E affianca a questa esperienza accademica ha prodotto anche molti libri, molti volumi, è stato codirettore del dizionario di politica, e affianca a questo anche un'esperienza politica. È stato senatore in 2 riprese, dall'83 al 92 e poi dal 94 al 96, con Sinistra Indipendente, e è stato anche candidato sindaco alle elezioni a Bologna nel 2009, e anche da questa esperienza è nato un libro, insomma. Ha fatto parte di una commissione, della commissione Bozzi sulle riforme istituzionali, quindi insomma nessuno più di lui può essere esperto e adatto per parlarci di questa tematica. E abbiamo pensato di dare questo tipo di format alla serata per renderla anche più dinamica e stimolante, quindi abbiamo con noi Davide Bellaccicco del Quindicinale, che farà delle domande al professore, e naturalmente siete invitati a fare anche voi domande e interventi, perché penso che sia un'occasione molto importante. Tra l'altro il professore è molto attivo sul fronte del no, ed è secondo me molto chiaro anche nei suoi interventi, molto puntuale, quindi sfruttate anche questa occasione se siete ancora indecisi, o comunque se avete già deciso di votare no ma volete delle conferme, per sfruttare qua il professore. Adesso lascio la parola al professore per una breve introduzione e poi partiamo con le domande. E doveva essere con noi anche un altro giornalista, Francesco Dalmas della Tribuna, come avete visto sulle locandine, che purtroppo è malato e ha dovuto annullare la sua presenza all'ultimo.
Grazie. Io cercherò di fare un'introduzione che chiarisca perché siamo a questo punto, che cosa si dice a proposito delle riforme, che tipo di narrazione, che sento che la parola chiave, viene fatta per cercare di evidenziare che in questa narrazione ci sono degli errori, ci sono delle forzature, ci sono delle superficialità e che è meglio invece raccontarci le cose come stanno e come sono state fino adesso. E quindi cercherò di evidenziare i punti più rilevanti senza necessariamente entrare nello specifico del quesito e delle riforme che probabilmente tratteremo quando Bellacico mi farà delle domande, ma che naturalmente tratteremo anche sulla base delle vostre domande e delle vostre curiosità. Allora, la prima osservazione da fare è che sento questo dibattito, che non è brillantissimo, sulla Costituzione italiana, la Costituzione più bella del mondo oppure no. Noto subito che chi ha usato questo slogan, che è Benigni, nel frattempo ha cambiato idea, non è più per lui la Costituzione più bella del mondo, ma ci sono invece le riforme costituzionali più belle del mondo. Lascio a voi discutere e valutare la coerenza di Benigni, che mi pare non brillantissimo. Secondo, sento circolare un altro tipo di narrazione che riguarda come è stata fatta la Costituzione italiana. Cioè adesso i sostenitori del sì hanno scoperto che c'erano anche dei dissensi, c'erano anche delle valutazioni non del tutto positive sulla Costituzione, qualcuno arriva addirittura al punto di mettere su PowerPoint 5 o 6 frasi di alcuni costituenti. Allora le frasi si possono naturalmente interpretare, si possono trovare, si possono estrapolare, si possono manipolare, però vorrei che partissimo da un dato sicuro, e il dato sicuro è che in Assemblea Costituente c'erano poco più di 500 costituenti, 456 di costoro votarono il documento finale e quelli che non lo votarono erano la destra estrema, e quindi non possiamo dire che il documento era controverso e così via. No, alla fine ci sono 456 voti favorevoli che dicono questo documento merita di essere la Costituzione degli italiani, e da quel momento quella Costituzione comunque ha indirizzato la storia italiana variamente, peraltro resistendo a una serie di aggressioni e riuscendo ad accompagnare l'Italia a diventare un sistema politico piuttosto moderno, una democrazia piuttosto funzionante e comunque una democrazia che è riuscita a fare diventare il Paese la quinta potenza industriale al mondo nel 1990, e anche oggi, dopo pure 7-8 anni di crisi economica seria, l'Italia è l'ottava potenza industriale al mondo. Allora certo non c'è un rapporto di causa ed effetto, grazie alla Costituzione noi cresciamo, però sicuramente non possiamo dire che la Costituzione, con tutte le sue clausole, tutte le sue istituzioni, le sue strutture, i meccanismi, abbia impedito al Paese di crescere e di diventare moderno. Dopodiché possiamo mantenere tutte le riserve che dobbiamo mantenere sul funzionamento complessivo della democrazia italiana, però la domanda è: funziona male perché la Costituzione è stata scritta male o perché le forze politiche e i partiti funzionano male? E se così bisogna pensare a qualche altro tipo di soluzione. Terza osservazione di fondo, che la Costituzione può essere cambiata, perché i costituenti naturalmente sapevano bene anche questo, che potevano avere commesso degli errori, potevano non avere previsto tutto quello che sarebbe successo in tempi anche brevi, potevano avere colto dei meccanismi e non magari altri meccanismi, e quindi si posero il problema di come consentire ai loro successori di modificare la Costituzione. E scrissero un articolo 138 che è di straordinaria importanza e anche, devo dire, non particolarmente noto, nonostante che se ne parli, non particolarmente noto. Entro su questo punto perché contiene diversi aspetti che riguardano il referendum. L'articolo 138 consente di modificare la Costituzione. I costituenti non erano preoccupati dalle modifiche, erano preoccupati però dal fatto che quelle modifiche fossero in qualche modo poi ratificate, accettate, cioè che non sconvolgessero la struttura e che mantenessero quel clima che aveva portato alla stesura della Costituzione. E quindi dicono: le riforme possono essere fatte, fra l'altro al plurale, le leggi di revisione costituzionale. Se vengono
approvate da 2/3 del Parlamento non possono essere sottoposte a referendum. Questo è un punto delicato. Perché non possono essere sottoposte a referendum? Perché i costituenti pensavano se il Parlamento ha una maggioranza di 2/3 vuol dire che si è raggiunto un accordo davvero molto ampio, non possiamo rischiare che questo accordo molto ampio venga poi distrutto da un'improvvisa maggioranza popolare e che quindi non vogliamo in nessun modo blandire l'antiparlamentarismo che, come sapete, è un elemento persistente nel contesto della cultura o, se volete, della incultura politica italiana. Quindi se una maggioranza di 2/3 riesce ad approvare una riforma, una legge di revisione costituzionale, questa non va sottoposta a referendum. Altrimenti la legge può, attenzione, può, non deve essere sottoposta a referendum se un quinto dei parlamentari, persone informate dei fatti perché erano lì quando sono state fatte le leggi di revisione costituzionale, 5 consigli regionali che probabilmente sono in qualche modo toccati da riforme costituzionali e 500.000 elettori, ovvero un'opinione pubblica attenta, sufficientemente informata, che non vuole quelle riforme, si mobilitano e chiedono un referendum. Attenzione, possono farlo ma non debbono farlo. Allora, qui il punto di partenza, c'è un altro punto che è importante, e i referendum costituzionali non hanno quorum. Anche qui, perché c'è il quorum per abrogare le leggi ordinarie e non invece per sconfiggere le leggi di revisione costituzionale? Anche a questo i costituenti hanno dato una risposta chiarissima, cioè la materia è importante, può darsi che non tutti acquisiscono un certo livello di informazione, però è giusto premiare coloro che vanno alle urne, cioè se non andate alle urne significa che siete indifferenti rispetto alla riforma. Se invece avete maturato una convinzione e andate a votare, dovete contare in maniera significativa, cioè potete sconfiggere le riforme, perché le riforme se non vengono sottoposte a referendum sono automaticamente in vigore dopo il passaggio di 3 mesi. Questo è un altro punto rilevante, perché la sconfitta del referendum è una sconfitta significativa e quindi non si può utilizzare l'aggettivo confermativo. Il referendum dell'articolo 138 è un referendum costituzionale. Se gli italiani approvano le riforme e quindi il referendum e dicono sì, allora confermano l'esito, però di per sé il referendum è uno strumento oppositivo, viene chiesto da coloro che non vogliono quelle riforme e le vogliono fare cadere. E qui c'è la prima forzatura. Fin dal primo momento in cui ha introdotto le riforme nel Parlamento, il primo ministro, il Presidente del Consiglio, ha detto che avrebbe comunque chiesto un referendum, anzi ha addirittura detto che avrebbe fatto mancare la maggioranza di 2/3 per consentire che si tenesse un referendum. Allora qui deve essere chiaro, il governo non chiede referendum. Se un governo o un capo di governo chiedono un referendum, questo tecnicamente si chiama plebiscito, e ai plebisciti, ve lo devo dire, si risponde no ai plebisciti. Ricordata la mia carriera parlamentare, sono stato osservatore parlamentare del plebiscito cileno, quando la domanda era sì o no, volete che il capo del governo rimanga in carica, sì o no? Quello era un plebiscito e Pinochet perde e se ne va dopo qualche esitazione, sperando che qualcuno dicesse no. Se suona come un riferimento a quello che può succedere qui, c'è anche quel riferimento lì. Ok. Allora, no, non si chiede il plebiscito. Io l'ho scritto questo, sono molto fortunato perché scrivo e posso pubblicare qua e là. L'ho scritto a metà maggio. A metà maggio mi sono beccato una posta elettronica dal presidente emerito della Repubblica Italiana, che si chiama Giorgio Napolitano, che mi ha detto: ma cosa scrivi? Plebiscito. E allora io ho risposto, ho detto: guarda, quando si chiede il consenso su una persona si chiama plebiscito. Dopo c'è stata un'intervista di Napolitano, che è facile di trovare, dove con l'eloquio napolitaniano, posso dire così, lui risponde alla domanda dell'intervistatore dicendo virgolette aperte, forse c'è stato un eccesso di personalizzazione politica da parte del Presidente del Consiglio. Le parole felpate sono straordinarie e in realtà era una richiesta pubblicitaria peggiorata, perché dopo aver fatto questo Renzi ha anche detto: se non votate le mie riforme io me ne vado, con il sottinteso vi lascio lì, non sareste in grado di fare nessun altro governo, vi apro una crisi politico-istituzionale notevole. E anche questo francamente è abbastanza deplorevole,
ragionevole, nel senso che se in questo paese c'è soltanto Renzi in grado di fare il Presidente del Consiglio dovremmo essere tutti preoccupati, ma anche lui dovrebbe essere preoccupato. In verità dentro il PD ci sono almeno 4 persone che si stanno già posizionando per cercare di fare il Presidente del Consiglio, dopodiché non spetta loro, cioè se Renzi dà le dimissioni perché ha detto queste sono le mie riforme, se non le votate mi dimetto, il problema passa nelle mani del Presidente della Repubblica, il quale non necessariamente fa quello che dice Renzi, ma prosegue in altra direzione. L'altra direzione ve la spiego soltanto se fate la domanda, però deve essere chiaro che la Costituzione prevede dei meccanismi per risolvere queste crisi e li prevede in maniera molto chiara, molto semplice, molto lineare, e quindi non basta che qualcuno minacci me ne vado per aprire una crisi politico-istituzionale. L'altro punto che merita attenzione è che sì, ci sono stati dei problemi di funzionamento nel corso del tempo del sistema politico italiano. Il Presidente del Consiglio ha usato un termine e poi ha fatto delle riforme su un altro lato, oppure ha usato un termine, ha fatto riforme su un altro lato ma recupera il problema in modo diverso, e anche questo è un punto da sottolineare. Di solito si dice che bisogna trovare il modo di garantire la governabilità di questo sistema politico. Allora io non so esattamente cosa voglia dire governabilità, ma se governabilità vuol dire dare più potere al governo, su questo dovremo certamente discutere. I costituenti si posero il problema della governabilità e dissero alla fine di tutto questo, quando praticamente avevano approvato la forma di governo, e cioè una democrazia parlamentare, i costituenti presero atto che c'era un problema con le democrazie parlamentari, che l'avevano visto in Spagna, l'avevano visto anche in Italia prima dell'avvento del fascismo, l'avevano visto in alcuni altri paesi, per esempio in Germania, e che quindi c'era un problema della stabilità dell'esecutivo, del governo. E sorge, questo ve lo dico, lo sottolineo perché è molto importante, perché non è entrato nel dibattito, ma invece c'è nel dibattito di un'assemblea costituente, si alza un costituente che curiosamente era un professore di diritto internazionale, quindi non un costituzionalista, era un uomo senza grande potere politico perché era un esponente del Partito Repubblicano. Voglio sottolineare anche questo perché si dice che la Costituzione è cattocomunista, e invece c'erano i repubblicani nell'assemblea costituente, c'erano i liberali, niente po' di meno che Luigi Einaudi e Benedetto Croce, cioè non due liberali di terza fila, ma due liberali molto prominenti, per così dire, che hanno lasciato la loro traccia e nella storia politico-istituzionale Luigi Einaudi e nella storia del pensiero politico Benedetto Croce. C'erano gli azionisti, anche questi da ricordare, quindi dire che questa è una Costituzione cattocomunista è ridicolo, fra l'altro da una parte è ridicolo, dall'altro dà troppo peso ai comunisti, che invece in Assemblea Costituente perdono diverse volte su voti rilevanti, e quindi per loro potrebbe anche essere un omaggio, non lo so, però qui stavo metà scherzando ma non del tutto. Il costituente repubblicano Tommaso Perassi dice: bisogna trovare dei meccanismi di stabilizzazione del governo. Questo è consegnato agli atti e l'ordine del giorno approvato. Tutti i costituenti sono consapevoli che bisogna stabilizzare il governo. Poi non riescono a farlo, ma curiosamente riescono a farlo i tedeschi un anno dopo. La Costituzione tedesca, che peraltro si chiama norma fondamentale perché i tedeschi scrivevano la Costituzione per la Germania occidentale, ma c'era un pezzo di Germania dall'altra parte, e quindi volevano scrivere una Costituzione, come dire, diciamo così, provvisoria. Al momento della riunificazione, che era un sogno assolutamente come dire, da non esaudire in tempi brevi, e neanche se l'aspettavano poi nel 1989, però rimane che i costituenti tedeschi si pongono lo stesso problema. Pensano che la Repubblica di Weimar è crollata anche a causa dell'instabilità dei governi e dunque bisogna stabilizzare il governo tedesco. Come? E qui c'è la Germania ha due grandi innovazioni costituzionali, una è questa, con il cosiddetto voto di sfiducia costruttivo. Il cancelliere viene votato dal Bundestag a maggioranza assoluta dei componenti. Il cancelliere può essere sconfitto da una maggioranza assoluta e può essere sostituito entro 48 ore purché un'altra maggioranza assoluta nomini un altro cancelliere. Questo è uno strumento potentissimo per evitare le crisi. In Italia si chiamerebbero le crisi al buio. Potete sconfiggere il cancelliere, ma per sostituirlo dovete averne un altro pronto, e quindi deve esserci una maggioranza coesa, compatta, che è una maggioranza assoluta.
Alla domanda di un giornalista di Repubblica perché non avete fatto il voto di sfiducia costruttivo, Renzi risponde perché non me l'hanno lasciato fare. Allora, chiunque legga i dibattiti che sono avvenuti su questo sa che questa è una bugia tremenda. Renzi non ha mai proposto il voto di sfiducia costruttivo e c'è anche una ragione per la quale non l'ha proposto, perché non vuole il meccanismo costituzionale, perché affida tutto questo alla legge elettorale. Con il premio di maggioranza, se vince, ha 340 seggi e quindi non ha bisogno del voto di sfiducia costruttivo, a meno che i suoi parlamentari lo tradiscano. Lo dico perché questo è uno dei casi in cui, quando qualcuno dice ma voi del no non avete proposte alternative, la proposta alternativa è qui, il voto di sfiducia costruttivo per stabilizzare i governi e non il meccanismo elettorale, sul quale poi se volete interveniamo, tranne che una cosa la devo dire subito, perché tutto questo si basa su alcuni cambiamenti, in particolare il governo viene rafforzato riducendo i poteri del Parlamento. Allora qualcuno può anche essere arrabbiato con il Parlamento, con i parlamentari, sono troppi, guadagnano un sacco di soldi, non fanno il loro lavoro, cambiano casacca, sono trasformisti e cose del genere. E tutto questo è quasi tutto vero, tranne che vorrei dirvi una cosa molto, molto precisa, che la maggioranza dei parlamentari fa il suo lavoro, la maggioranza dei parlamentari non cambia partito, non cambia casacca, la maggioranza dei parlamentari sono uomini e donne decenti. Se la pensate diversamente abbiamo tutti un problema, però vi posso assicurare che la maggioranza di loro sono uomini e donne decenti che pensano anche a fare leggi che servono al Paese, non soltanto al loro collegio elettorale. Fra parentesi, oggi non sanno neanche qual è il loro collegio elettorale, grazie alla legge elettorale che li nomina non hanno bisogno di nessun collegio elettorale. Il fatto è che il rafforzamento del governo non deve avvenire a scapito del Parlamento e anche su questo i costituenti erano chiarissimi. Deve esserci un equilibrio, il Parlamento è una istituzione di garanzia che non serve solo a fare le leggi, ma serve a dare la fiducia al governo, a seguire l'indirizzo, a controllarne i comportamenti, a suggerire alternative e, non da ultimo, a rappresentare le preferenze, gli interessi, le aspettative dei cittadini. Cioè, se voi riducete il Parlamento, riducete un elemento importante che è la rappresentanza politica. E qui c'è l'elemento relativo al rapporto tra la legge elettorale e la riforma costituzionale. Se qui ci fosse uno del sì mi direbbe subito che non si parla di legge elettorale, si parla di riforme costituzionali. Dopodiché io potrei chiamare un qualsiasi giudice costituzionale e chiedergli ma cosa avete fatto? Avete rimandato il giudizio sulla legge elettorale dicendo aspettiamo il referendum e quindi avete detto implicitamente che la legge elettorale e le riforme costituzionali stanno insieme. E infatti è così. Perché se passa il no bisogna anche fare una legge elettorale per il Senato, se vince il sì rimane aperto che cosa dirà la Corte Costituzionale sulla legge elettorale vigente e quindi questo escamotage per cui di legge elettorale non si discute e si discute soltanto di riforme costituzionali è sbagliato, è fuori luogo e la Corte Costituzionale li ha già sbugiardati. Ultimo punto, perché mi avevano detto di non parlare troppo a lungo. Però, come si dice, mi lascio trasportare da queste cose, perché in parte mi divertono, in parte mi irritano, in parte hanno una componente, posso dire così, educativa, pedagogica. Spero di dire delle cose che non avete sentito in altro modo e sono in grado ovviamente di approfondire ulteriormente. L'ultimo punto è questo: il Parlamento bisogna cambiarlo, perché è improduttivo, è lento, intralcia l'azione del governo. Dato che noi siamo dei veloci raptors, abbiamo bisogno di un Parlamento velocissimo. Allora, qui di tanto in tanto è utile andare a vedere i numeri, cosa che però sfugge a Renzi e a Boschi. I numeri sono inequivocabili. Piglio solo le ultime tre perché le prime 4 o 5 sono straordinarie. Nelle prime 4 o 5 legislature con questo Parlamento, bicameralismo paritario, siate gentili con me, non dite mai perfetto, bicameralismo paritario, il bicameralismo italiano ha prodotto all'incirca 2000 leggi in 5 anni per molte buone ragioni, perché doveva disfarsi di tutta la legislazione fascista e quindi ha prodotto moltissime leggi. Nelle ultime 3 legislature, che sono 96-2001, legislatura
legislature del centro-sinistra, se volete, legislatura del 2001-2006, Berlusconi con una maggioranza non molto ampia ma abbastanza consistente, legislatura 2008-2013, Berlusconi con una maggioranza molto ampia che poi perde, si frammenta e così via, perché come è noto, chi sono? I topi lasciano la nave quando comincia ad affondare, e i topi stavano lasciando la nave. In queste 3 legislature, e quindi abbiamo anche una legislatura di centrosinistra e 2 di centrodestra, il Parlamento italiano produce più leggi del Parlamento tedesco, del Parlamento inglese, notoriamente la madre di tutti i parlamenti, e del Parlamento francese, che so che è una repubblica semipresidenziale, e pertanto il potere del Presidente è tale che volendo può fare tutte le leggi che vuole, perché ha anche la maggioranza nell'Assemblea nazionale. No, il Parlamento italiano è più produttivo. Ma no, qui c'è un problema, il problema è produttivo ma lento. Non è vero neanche questo. Una legge di media importanza viene approvata dal Parlamento italiano in un mese meno della media delle leggi di media importanza della Germania, della Francia e della Gran Bretagna. E c'è un altro punto rilevante, dice sì, ma il Parlamento stravolge i disegni di legge del governo. Non è neanche così. E questa volta ho preso deliberatamente un periodo preciso, e cioè 15 marzo 2013, 15 giugno 2016. Praticamente il Parlamento è fermo a causa del referendum dopo il 15 giugno. E che cosa succede? Che vengono approvate all'incirca 400 leggi, di queste 400, 200 sono decreti del governo. Su questi 200 decreti, il 75% delle volte il governo pone la fiducia, e la fiducia serve a fare cadere tutti gli emendamenti, e quindi il testo che passa è il testo del governo. Ma di queste 400 leggi, quasi l'85% sono di origine governativa. Il governo italiano, nella fattispecie il governo Letta prima e il governo Renzi dopo, hanno avuto